Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto, la trasmissione di approfondimento di Telepadova 7 Gold che apre ogni giornata della nostra emittente. Ben ritrovati, l'occasione quest'oggi di parlare del referendum ormai imminente del prossimo 17 aprile, quando si parlerà e si dovrà partecipare appunto a votare per il referendum sull'abrogazione della legge legata alle trivellazioni in Adriatico. L'occasione questa mattina per sentire le voci del no e del sì. No all'abrogazione, sì all'abrogazione, e spieghiamoci meglio fin da subito ascoltando la prima voce di quest'oggi, che è quella di un profondo conoscitore dell'ambiente appunto petrolifero, ben arrivato Andrea Biancheri. Grazie, buongiorno. Che è un lavoratore del settore oil and gas, un field manager da parecchi anni, quindi appunto ha avuto modo di conoscere bene le questioni inerenti alle trivellazioni e soprattutto darci una prima sua idea di questo referendum. Intanto capiamo, lei voterà o no, o perlomeno, senza chiedere direttamente, invita sostanzialmente a votare e partecipare, oppure si può anche, come chiedono in tante forze politiche, per esempio, un invito all'astensione? Ma sostanzialmente rinunciare al proprio diritto di votare al quesito referendario non è un invito che io mi sento di dare, nel senso che abbiamo questo strumento democratico, pertanto ritengo che sia giusto usarlo. Poi sulle ragioni del sì o del no le approfondiamo strada facendo. Io personalmente sono, non solo perché coinvolto direttamente come lavoratore dell'industria petrolifera, ma proprio come cittadino contrario a questo quesito referendario, per cui mi esprimerò per il no, proprio perché trovo sostanzialmente sbagliato il quesito in se stesso. Il quesito superstite, diciamo. Esatto, sì, l'unico che è rimasto ed è stato approvato dalla consulta. Cos'ha questo quesito che non va? Allora, innanzitutto proprio come viene presentato dalle associazioni che sostengono le ragioni del sì, questo stop alle trivelle. Trivelle da fermare non ce ne sono, quindi già credo che sia chiaro, o se non lo è lo spieghiamo adesso, entro le 12 miglia le trivellazioni sono già vietate per legge. Il quesito verte sulla concessione già in essere degli impianti di estrazioni esistenti di prolungare o meno l'esistere di queste installazioni anche dopo la scadenza naturale della concessione, che sta a significare che qualora nel giacimento ci fossero ancora idrocarburi, e in questo caso ci tengo a dirlo, parliamo di gas, quindi idrocarburi nel giacimento, alla fine della concessione l'impianto non venga smantellato, ma si continui l'estrazione fino al naturale esaurimento del giacimento. Già dire no alle trivelle, per cui è sbagliato. Non è quello il senso. Non è quello il senso del quesito referendario. E questo è un primo punto sostanzialmente. Sì, questo è un primo punto. Perché nelle ragioni del sì, per esempio, cosa trova di sbagliato? Ma nelle ragioni del sì trovo innanzitutto le motivazioni economiche, perché rinunciare a una ricchezza che abbiamo noi nel sottosuolo, quando dipendiamo già per il 75% da importazioni estere, non vedo perché dovremmo rinunciare ad utilizzare le ricchezze di casa nostra, consegnando oltretutto in mani estere anche quel 25% di cui attualmente abbiamo bisogno. Ovviamente la strada maestra è quella delle energie rinnovabili, è fuori dubbio. Non mi permetterei mai di dire petrolio e fossili per sempre, ma attualmente non siamo ancora in grado di sostenerci, pur essendo arrivati, sembra, sul 35-40% di energie rinnovabili,
a sostenerci in maniera completamente autonoma dal punto di vista energetico. Anche nazioni sicuramente più evolute, almeno nell'immaginario collettivo, tipo la Norvegia, dove l'uso delle energie rinnovabili è incentivato e sostenuto, non rinuncia all'estrazione degli idrocarburi. Non per nulla in questi giorni è stata messa in produzione una unità, non mi addentro in tecnicismi che poi sarebbero difficili anche da spiegare, si chiama Goliath ed è un'unità che è in grado di estrarre 100.000 barili di petrolio al giorno ed è a 85 km dalle coste norvegesi. Per cui, considerando che le rinnovabili in Norvegia vengono sostenute dalle fonti fossili. E quindi questo spiega anche una parte. Da dove arrivano però appunto l'energia italiana sostanzialmente? Quindi qui si sta parlando appunto di dire no a trivellazioni, una parte, da dov'è che complessivamente insomma arriva buona parte? Diciamo che il grosso della produzione è concentrata per quanto riguarda il gas nel mare Adriatico, mentre con qualche eccezione di giacimenti ormai praticamente esauriti nella pianura padana, nella Lombardia sostanzialmente, e mentre per quanto riguarda il petrolio marginalmente nel Mediterraneo, nelle coste siciliane, e sostanzialmente il grosso della produzione è nella Val d'Agri, tristemente nota in questi giorni per le vicende di Viggiano e Temparossa. Tutte le discussioni che ci sono. Esatto. Rinunciare quindi a questo gas significa cosa? Rinunciare a questo gas in termini economici onestamente non è tantissimo, nel senso che questo gas prodotto entro le 12 miglia non è determinante. Però in linea di principio io trovo sbagliato appunto rinunciare a sfruttare una risorsa che abbiamo, che stiamo sfruttando dagli anni 70, senza nessuna conseguenza di tipo ambientale, che terminerà le concessioni intorno al 2027 più o meno, quindi abbiamo circa altri 10 anni di sfruttamento. E non vedo il perché, qualora ci fossero ancora risorse estraibili, lasciarle lì. Ecco, la Croazia sta di fronte a noi, ha espresso appunto un'indicazione di una moratoria delle cose. Cosa può indicare, diciamo, rispetto al nostro paese? Ma la Croazia sta sostanzialmente affrontando lo stesso percorso che stiamo affrontando noi, perché poi al di fuori delle 12 miglia, e quindi poi andiamo addirittura alle acque internazionali, lì c'è la più ampia libertà di estrazione senza nessunissimo problema di vincoli, quindi la Croazia ha anch'essa delle piattaforme, alcune anche in partnership con aziende italiane, da cui continuano a estrarre tranquillamente il metano. Dal punto di vista ambientalista si dice sempre appunto questa grande paura, diciamo, che possa accadere qualcosa. Lei che ci lavora sostanzialmente ogni giorno e da tanti anni, dal punto di vista della sicurezza, come possiamo definire le piattaforme? Alle associazioni ambientaliste piace molto mostrare il gabbiano, il pellicano, la foca impermeata di olio. Per quanto riguarda l'Adriatico non è così, perché appunto tendo a ripetere che l'estrazione è sostanzialmente gas. E quindi diciamo l'incidente, toccando tutti i ferri possibili, l'incidente possibile con il gas? Allora, l'incidente possibile è sostanzialmente in fase di trivellazione, nel senso che il fenomeno del, scusatemi per il termine inglese, blowout, quindi l'esplosione del pozzo, l'eruzione incontrollata del pozzo, potrebbe avvenire in fase di trivellazione. Ovviamente
è il caso del Golfo del Messico, sì, se vogliamo sì. dare un'indicazione dove tutti possono facilmente ricordare la cosa. Gli effetti. E quella è la fase in cui potrebbero avvenire gli incidenti, quindi l'eruzione incontrollata del pozzo, la possibilità di non controllare più il flusso. Ovviamente nel caso specifico ci sono state delle mancanze da parte della compagnia che faceva le perforazioni, delle cause ben precise e stabilite. Per quanto invece riguarda le piattaforme attualmente in produzione, questo non può succedere, perché la fase di trivellazione è già stata eseguita e quindi si va ad escludere questo. Nella fase di produzione sostanzialmente stiamo parlando di un tubo che ha una serie di valvole e una serie di controlli, per cui qualora, facendo l'ipotesi più astratta, il peschereccio dovesse rompere la tubazione che porta a terra il gas, la caduta di pressione farebbe chiudere immediatamente le valvole di erogazione, quindi si interromperebbe istantaneamente l'erogazione del pozzo. Qui abbiamo parlato di gas. Parliamo invece appunto di quella che è la piattaforma petrolifera, anche se appunto ne parliamo, è una cosa molto relativa al discorso, ma proprio per completare anche la visione. Da quel punto di vista invece la sicurezza e anche invece l'habitat che poi... Allora, sostanzialmente non cambia nulla, nel senso che un pozzo che eroghi gas o che eroghi petrolio ha le stesse sicurezze, sì. Non ci sono differenze, no. Sostanzialmente quello che va a cambiare è a volte la profondità, la direzione del pozzo o appunto per cercare la zona in cui nel giacimento ci sia del petrolio oltre al gas associato, sì, perché escono normalmente assieme. Piattaforme hanno livelli di sicurezza al giorno d'oggi, ma anche quelle costruite negli anni 70, perché sono stati fatti negli anni delle migliorie, ammodernamenti, proprio per assicurare le best practices, come vengono dette in inglese, proprio per evitare qualsiasi tipo di incidente, senza considerare che tutte le piattaforme sono costantemente monitorate da più autorità, quindi parliamo di vigili del fuoco, parliamo di capitaneria di porto, parliamo di CNR, quindi non si tratta di di confrontarsi solo ed esclusivamente con un singolo ente, ma con tutta una serie di autorità che concedono monitorano costantemente le attività della piattaforma, quindi prelievi nelle acque attorno alla piattaforma proprio per vedere che non ci siano sversamenti di idrocarburi o cose del genere. Questo è sostanzialmente il quadro. Ci sono vari punti da voler approfondire, in particolare poi le motivazioni di questo referendum. Motivazioni politiche, intendevo. Sì, almeno a mio avviso questo referendum lo vedo più che altro come un grosso scontro proprio all'interno del partito di governo. È vero che promotori sono 9 regioni, di cui molte anche a guida del maggior partito di governo, molte altre invece sono dirette, governate, chi dalla Lega e chi da altri. Diciamo che sostanzialmente almeno come la vedo io, è uno scontro all'interno del partito di governo, un po' anche per la leadership del partito stesso, cioè governatori che sostanzialmente, nonostante percepiscano le royalties, tante o poche che siano, adesso io non sono in grado di stimare, credo che siamo intorno ai 360 milioni di euro l'anno. È la cifra appunto stimata effettivamente da più o meno esponenti appunto del Legambiente, che tra l'altro indicavano come 360 milioni sia anche il costo stesso tra l'altro del referendum. Ecco, il che sta a significare che ci siamo bruciati un anno di royalty per una giornata referendaria. Poi del perché si sia deciso
di fare così invece di costituire un election day e quindi di raggruppare, sono motivazioni alle quali io non sono interessato per la questione in essere. Però da questo punto di vista può in qualche modo indicare, cioè sostanzialmente se il sì vincesse in qualche modo, cioè se vince il no chiaramente si prosegue, con il sì cosa potrebbe cambiare effettivamente con un referendum sostanzialmente, e lo riconoscono entrambe le parti, sostanzialmente monco insomma quel referendum? Beh, innanzitutto che ne dicano una ricaduta occupazionale ci sarebbe, soprattutto cito ad esempio il settore del distretto di Ravenna, dove ci sono circa 11.000 persone che lavorano intorno a questo mondo. Tengo a precisare che non sono 11.000 persone che lavorano sulle piattaforme. Molte piattaforme sono addirittura spresidiate, sono telecontrollate, quindi ci sono dei controlli giornalieri, ma non c'è un presidio permanente a bordo. Ma c'è tutto un indotto, dalla logistica al catering, alle imprese di manutenzione, che porta all'incirca un totale di 30.000 persone che ruotano intorno a questo ambiente. Persone che sicuramente si troveranno in difficoltà, perché qualora dovesse passare il quesito referendario, io, impresa proprietaria della piattaforma, sapendo che da oggi a un tot di tempo dovrò dismetterla, sicuramente non andrò a fare gli interventi manutentivi, farò il minimo, ma non apporterò miglioramenti, non apporterò più sicurezza. Un procedere in folle praticamente. Penso che sia naturale. Qualora io dovessi avere un'autovettura da dismettere, non andrei a portarla dal carrozziere a riverniciare totalmente o dal meccanico a rifare il motore. 2 minuti e mezzo alla pausa, diciamo, della nostra chiacchierata, per capire però se da questo punto di vista, visto che si parla di occupazione, ci sia in qualche modo una formazione continua, diciamo, sempre in questo campo, o si possa pensare, si sia già cominciato a pensare anche a un riutilizzare la grande esperienza dei lavoratori nel campo dell'oil and gas, magari in una forma più legata a altre forme di energia. Ma sicuramente l'esperienza dei lavoratori che gravitano in questo settore è un'esperienza a tutto campo, pertanto meccanici, turbinisti, strumentisti e tutta questa gente può tranquillamente trovare impiego in settori che non siano esclusivamente oil and gas. Resta da vedere quali, nel senso che io non credo che con le fonti rinnovabili ci sia tutto questo impiego di personale, perché una volta costruito, facciamo ad esempio il campo fotovoltaico, messi a dimora centinaia di specchi o di pannelli, poi la cosa finisce lì perché la manutenzione diventa minima, poi si va al naturale esaurimento dei pannelli che dovranno essere sostituiti dopo 15, 20 anni, 30 anni, insomma. Ma alla fin fine presumo che con 5 persone tu faccia gestire tutto il campo fotovoltaico senza nessun problema. Si possa risolvere in altro modo. Esatto. Prima parte con Andrea Biancheri, dunque, per capire le ragioni del no al referendum del 17 aprile. A tra poco la seconda parte. Nuovamente ben ritrovati a 7 in punto, torniamo alla nostra chiacchierata con Andrea Biancheri, file manager oil and gas, quindi esperto, lavoratore da tanti anni appunto nel settore degli idrocarburi, un'esperienza in Italia e all'estero. Nelle varie esperienze all'estero che ha avuto mi chiedo se possa valutare se gli altri paesi si facciano tanti ragionamenti oppure meno.
Ma nei paesi in cui ho lavorato si tratta sostanzialmente di Kazakistan, Nigeria e Congo, quindi paesi ricchissimi di risorse di idrocarburi. Il problema non l'ho mai sentito affrontare. Ci tengo a dire che nonostante vengano considerati, specie per i paesi africani, paesi del terzo mondo, le normative a cui siamo sottoposti e quindi il rispetto delle regole in termini ambientali sono rigide tanto se non di più dell'Italia stessa. Faccio ad esempio del Kazakistan, in cui ogni singolo episodio di gas torciato deve essere giustificato. Ovviamente le torce ci sono per ragioni di sicurezza, non possono essere usate per ragioni produttive, nel senso che se produco più petrolio ho anche più gas associato, me ne frego, continuo a bruciare il gas pur di prendermi i liquidi. Ecco, questo non è consentito e qualora si verificassero questi episodi si viene sanzionati e credetemi in maniera molto pesante. Lì sì. Parliamo di milioni e milioni di dollari. Ecco, quindi appunto in quei paesi da questo punto di vista c'è molta attenzione. Sì, senz'altro. C'è più, definiamola permissività, probabilmente nel senso di sfruttamento del territorio, però ma da sostanzialmente vista... sono paesi che come introiti dello Stato si basano, credo al 90% sullo sfruttamento delle risorse naturali, che non è solo il petrolio e il gas, ma sono anche altri giacimenti che possono essere i diamanti, come l'oro, come il carbone e quant'altro, insomma. Ecco, ragionamenti di energie rinnovabili lì quindi non ne vengono sostanzialmente fatti? Attualmente non sono molto incentivate, anche se qualcosa si sta muovendo, considerando che il 90% della popolazione non ha accesso all'energia elettrica perché non esiste una rete nazionale o ove qualora esista è in condizioni abbastanza carenti, si stanno cominciando a sviluppare i pannelli fotovoltaici proprio per rendere quantomeno le abitazioni private leggermente indipendenti e autonome. Un esempio interessante che citava prima era quello della Norvegia, per esempio, che invece ha il 50% di fonti rinnovabili attive già adesso. Forse anche più, forse il dato che io ho letto del 50% forse è anche sottostimato. Anche cresciuto. Sì. Però al tempo stesso nonostante è uno dei più grossi produttori a livello europeo di petrolio. Possono fare a meno l'una delle altre, nel senso? No, anche loro sono ancora vincolati alle fonti fossili. Cioè. Sì. Attualmente non esiste, al giorno d'oggi, paese che possa essere completamente autonomo e dipendere esclusivamente da fonti rinnovabili. C'è qualche paese che sta dando, diciamo, una via maestra, sta tracciando? Ma questa forse dovrebbe essere una domanda da fare a chi sostiene sì, in quanto molto più informato di me. Di cosa? Non credo, perché abbiamo i paesi emergenti quali Cina, India, che sono energivori e grossissimi consumatori di petrolio. Tra l'altro le loro attività ne determinano anche il prezzo, perché una caduta dell'economia cinese ha fatto franare il prezzo del petrolio negli ultimi mesi. Giappone, sostanzialmente molta della produzione di energia elettrica si basa sul nucleare, cosa a cui l'Italia anni fa ha detto no, a torto o a ragione, ma in Italia è bandito per sempre, anche se poi continuiamo a acquistare l'energia dalla Francia, quindi
a 2 passi sì, da casa nostra e dalla Svizzera, dove l'energia viene prodotta con il nucleare. Sul turismo, e sta mancando in questo momento 4 minuti circa la nostra chiacchierata, perché in tema di referendum dobbiamo essere proprio assolutamente fiscali anche sulla durata della chiacchierata. Come giusto. Il turismo sostanzialmente potrebbe avere delle controindicazioni da queste piattaforme Molti che dei già sostenitori del sì sostengono che l'estrazione di metano in Adriatico dia problemi al settore turistico. Mi sento in cuor mio di smentire questa cosa, in quanto, come ripeto, la grossa concentrazione delle piattaforme metanifere è sulla costa adriatica romagnola. Penso che Rimini, Riccione siano due località e 2 biglietti da visita conosciuti a tutti. Molte piattaforme sono visibili anche da terra, soprattutto quelle appunto entro le 12 miglia. Ci sono addirittura delle gite organizzate, le motonavi che portano le persone a ridosso nel rispetto dei limiti di sicurezza, a visitare, a vedere queste piattaforme. L'Emilia Romagna quest'anno, anzi l'anno scorso, ha ricevuto 9 bandiere blu, cosa che molte altre regioni, che pur non avendo piattaforme prospicienti alle coste, non hanno, e dove la balneabilità è garantita e assicurata, dove appunto a differenza di qualche regione dove i depuratori non funzionano a dovere, la balneabilità non è assicurata, se non addirittura interdetta. Quindi in termini di ricaduta per quanto riguarda il turismo, sinceramente io non ne vedo. Riconvertire 30.000 persone che lavorano attualmente nel distretto di Ravenna, l'oil and gas, nel settore del turismo, mi devono spiegare come fare, perché 31.000 bagnini sinceramente mi sembrano un po' troppi. Ecco, non è comunque una questione legata soltanto alla difesa del posto di lavoro, no, è proprio un ragionamento complessivo. Complessivo, a tutto tondo. Io sostanzialmente non devo difendere niente e nessuno, tantomeno il mio di posto di lavoro, in quanto non lavoro in Italia, ed è esclusivamente una ragione di buon senso il fatto di essere anche un conoscitore dell'ambiente, di schierarmi per il no. Consapevolezza viene chiesta in questo caso più a tutti dal punto di vista, quindi... Sì, quello che mi disturba sostanzialmente è vedere, soprattutto nei social network, no, che ormai sono il quotidiano del momento, vedere la disinformazione che viene fatta e la non consapevolezza di moltissime persone sulla questione, nel senso che, come ripeto, l'immagine ad alto impatto del gabbiano tutto sporco di petrolio, la trivella, eccetera, eccetera, danno un'informazione sbagliata e questo mi dà estremamente fastidio. Il contrario è che è un mondo, quello dell'oil and gas, in cui veramente pochissime persone ne hanno la consapevolezza, hanno un'idea di cosa si tratta, insomma. Ecco perché sempre ben volentieri, quando c'è l'occasione di poter spiegare le cose, mi presto all'occasione. E in questa mezz'ora ci siamo riusciti più o meno. Me lo auguro. Qualcosina. Grazie dunque Andrea Biancheri, ben trovato, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. E tra poco, a 7 in punto, sentiamo invece le ragioni del sì. Ma tra poco sempre in questa frequenza. Nuovamente ben ritrovati con 7 in punto, ancora una volta si parla di referendum del prossimo 17 aprile, tempi molto stretti per pronunciarsi sull'abrogazione della legge sulle trivellazioni.
con l'occasione abbiamo due ospiti per parlare delle ragioni del sì. Diamo il buongiorno innanzitutto a Roberta Radic, ben trovata. Grazie, buongiorno. Esponente del coordinamento nazionale No-Triv, che sostanzialmente ha spinto per questo referendum inizialmente, e del comitato Vota Sì per fermare le trivelle. Esatto. Visto che ha spinto fin dall'inizio, diciamo come è cambiato questo referendum, a cui andiamo a approcciarci. Questo referendum è cambiato molto nel corso di questi mesi. È partito da un appello appunto del coordinamento nazionale No-Triv a tutte le regioni italiane, 2 volte, è stato fatto a maggio, poi a settembre. 10 regioni italiane per la prima volta nella storia della Repubblica hanno recepito questo appello. Come da Costituzione sapete che questo è possibile perché c'era l'urgenza di depositare i quesiti entro il 30 di settembre. Altrimenti sarebbe partito il grande progetto, no, della grande concessione petrolifera di Ombrina Mare in Abruzzo. C'era l'urgenza di fermare questo pesante progetto petrolifero. Quindi è stato accolto dalle regioni, 6 quesiti sono stati depositati e questi 6 quesiti sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione che li ha valutati idonei a proseguire nel percorso referendario. E questi 6 quesiti andavano a, come dire, minare, tra virgolette, lo sblocca Italia per quanto riguarda le questioni petrolifere ed energetiche relative appunto alle energie fossili e l'articolo 35 del decreto sviluppo del governo Monti. Quindi siamo partiti con 6 quesiti. Ora dirò di che cosa appunto trattavano questi quesiti. Anche per capire appunto quanto monco sia rispetto appunto all'apparato iniziale. Esatto. 3 di questi quesiti sono stati recepiti poi successivamente dalla legge finanziaria, dalla legge di stabilità, perché l'unico modo per impedire l'avanzamento naturalmente del percorso era quello di recepire attraverso una legge dello Stato i quesiti stessi. 3 sono stati recepiti, 3 invece no. Dopodiché la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno fermato 2 di questi quesiti e invece su uno è quello sul quale andremo a votare. Però già appunto un successo è stato ottenuto, 3 sono stati recepiti, nel tentativo comunque di bloccare questo referendum, sia chiaro, perché questo referendum ha avuto e continua ad avere vita difficile, molto difficile. 3 di questi quesiti che cosa andavano a dire sostanzialmente? Anche se in modo diciamo tecnicamente abbastanza complesso. 1. Non si può più trivellare entro le 12 miglia marine, o meglio non si possono più dare nuove concessioni entro le 12 miglia marine. Riguardavano il principio di strategicità delle opere che riguardano appunto le installazioni petrolifere ed è esattamente l'emendamento che in questi giorni è diciamo, messo in luce dalla questione del ministro Guidi. Esattamente, avevamo messo il dito nella questione calda. E infine l'accordo Stato-Regioni, per cui lo sblocca Italia toglieva alle regioni il diritto di poter dire la propria rispetto al tema petrolifero e quindi le installazioni fatte nei propri territori. Quindi questi sono stati recepiti. Non sono stati recepiti per una questione tecnica 2 quesiti, uno relativo al piano delle aree che andava a normare dove e come fare le trivellazioni in un territorio come quello italiano e un altro quesito relativo alle concessioni in terra. Quindi è sopravvissuto un quesito. Un quesito su che cosa andremo a votare? Andremo a votare rispetto all'abrogazione della norma che permette alle compagnie petrolifere di estrarre gas e petrolio fino all'esaurimento dei pozzi petroliferi. Quindi di poter rimanere in vita i permessi per tutta la durata di vita utile dei giacimenti. Quindi al di là invece di altre durate che erano state stabilite? Le concessioni sono naturalmente a termine, normalmente 30 anni, alcune risalgono agli anni 70, altre sono più recenti. Per cui prima di questa variazione della legge di stabilità le concessioni sarebbero terminate secondo la concessione 5, 10, 15 anni, 20 anni. Quello che noi invece diciamo è che deve essere rispettato questo, che le concessioni devono avere un termine e che il petrolio non può essere estratto dal nostro mare indefinitamente, anche perché questo contravviene tra l'altro nella normativa europea
che dice che per il principio della libera concorrenza non è possibile concedere ad un privato la possibilità di estrarre un bene che è un bene comune, un bene pubblico comunque. Ecco, il concetto di nostro mare che definiva poco fa è nostro nel vero senso della parola, perché l'Adriatico non è soltanto dell'Italia ma anche di altri paesi che potrebbero in qualche modo sfruttare una cosa del genere. Questo appunto è quanto ci viene detto spesso nei dibattiti adesso per quanto riguarda il sì e il no, non è più vero, perché la Croazia ha decretato la moratoria totale delle trivellazioni nel suo mare. Sì. Quindi questo per quanto riguarda la Croazia e anche per altri paesi prospicienti al mare. Ed è così per la maggior parte dei paesi che vogliono andare in una direzione diversa rispetto al futuro. La Germania ha già un programma che la porterà ad essere completamente dipendente da energie rinnovabili entro il 2050. Questo vogliamo dire con questo referendum: stop al fossile e sì alle energie rinnovabili, alle energie pulite, alle energie che consentono non solo di rispettare l'ambiente, ma rispettano la salute dei cittadini e rispettano gli accordi sul clima presi a Parigi anche dal nostro Presidente del Consiglio. Ci riporta indietro di qualche decina d'anni, ci riporta al tempo del referendum sul nucleare praticamente. Esatto, esatto. Con il nucleare anche lì siamo andati a votare su quesiti, ricorderà, molto tecnici, molto specifici. Sì. Però in realtà gli italiani cosa hanno detto? Hanno detto il no al nucleare per sempre e il nucleare ha avuto uno stop. Questo pensiamo, attenzione, non che da domani dipendiamo dal pannello fotovoltaico che abbiamo sul tetto, non è questo. Si tratta di pianificare una transizione verso le energie rinnovabili che ci permetta di uscire dalla dipendenza dal petrolio. Dipendenza dal petrolio che, appunto, come è stato detto a Parigi, ormai non possiamo più permetterci. Il clima sta subendo delle trasformazioni di anno in anno drammatiche. Questo referendum permetterà di far rispettare anche al Presidente del Consiglio i suoi impegni a Parigi, perché per il 2% andrà nella direzione da lui indicata a Parigi. Non c'è altro in campo per andare verso la riduzione di CO2 nella nostra atmosfera. Quindi votando sì, perché ricordiamo che è un referendum abrogativo e quindi bisogna votare sì per dire no, votando sì si darà questo segnale di cambiamento di una politica energetica che non ha più futuro ed è sostanzialmente a totale svantaggio dei cittadini italiani, sia nel senso del clima, come abbiamo detto, sia nel senso di un vero sviluppo. Molto ci viene detto, ma perderemo posti di lavoro in un momento così drammatico per il lavoro in Italia, si perderanno posti di lavoro. Non è così. Non è così per vari motivi. Uno, perché come abbiamo detto le concessioni rispetteranno i termini che si sapevano e quindi saranno progressivi. Secondo, il comparto petrolifero è già un comparto fortemente in crisi indipendentemente dai rompiscatole e dei no-triv e sta già perdendo posti di lavoro perché appunto il petrolio non è più il futuro. Terza cosa, si devono incentivare le energie rinnovabili. Lei pensi che per 1 milione di euro investiti nel fossile producono 500 posti di lavoro. Se investiti in energie rinnovabili ed efficienza energetica arriviamo a 17.000 unità. Quindi un divario che non può essere paragonabile. Possiamo dire sì a tutto, all'ambiente, al lavoro, ad uno sviluppo autentico in senso anche culturale di questo paese, perché la ricchezza del nostro mare non è solamente ciò che si pesca dal mare o quello che vediamo essere il mare, ma c'è un indotto notevole, la pesca, il turismo. Il nostro paese ha delle ricchezze inesauribili in questo senso. Quindi il sì deve essere chiaro che è un sì politico rispetto alle politiche energetiche, ma anche in un altro senso, che devo dire non so se è inferiore come valenza.
Faccio sempre che 5 minuti circa alla fine della nostra chiacchierata, sì, okay. Anche per aiutarlo appunto Grazie. a accettare i tempi. I tempi. E per capire appunto se, a proposito di tempi, questi tempi ristretti quanto possono avvantaggiare o svantaggiare da un punto di vista. Allora, c'è un forte invito all'astensione da una parte. Esatto, stavo proprio per introdurre questo argomento. È stato un referendum non voluto e fortemente boicottato, francamente boicottato. Uno, con la non concessione dell'Election Day, con uno spreco di risorse pubbliche di 360 milioni di euro, una cifra che fa tremare. Diceva un anno di royalties sostanzialmente. Esatto, un anno di royalties del petrolio, praticamente corrisponde a questo. E ultima cosa, che sinceramente lei mi chiedeva prima se ce lo aspettavamo, non ce lo aspettavamo ma non ci sorprende l'invito all'astensione da parte del partito di governo e del Presidente del Consiglio. Questo lo ritengo gravissimo, perché io spero che gli italiani abbiano un sussulto democratico in questo senso. Non si può delegittimare un istituto democratico così importante come quello della democrazia diretta, del referendum, in un momento dove purtroppo la democrazia sta vivendo tempi francamente molto duri. Io credo che al di là del sì o del no, gli italiani devono andare a votare solo per questo motivo. Non possiamo farci portare via il diritto di esprimere la nostra voce da cittadini liberi. E quindi dare questa voce importante. 3 minuti allora per ripetere, ribadire perché votare sì. Perché votare sì? Votare sì, l'ho appena detto. Votare, tout court. Votare perché dobbiamo difendere il nostro diritto al voto. Votiamo sì perché dobbiamo dire stop alle energie fossili per il clima del pianeta e per il nostro futuro da vari punti di vista, come ho spiegato. Bisogna votare sì perché, come vediamo in questi giorni, purtroppo, dai cosiddetti scandali, no, che stanno imperversando nei nostri giornali, il connubio politica e compagnie petrolifere e interessi appunto privati deve finire. Dobbiamo andare verso un sistema che sia democraticamente, anche da un punto di vista energetico, diverso. Quindi questi sono alcuni motivi. I motivi ambientali saranno approfonditi poi e sono molto molto importanti, come l'aspetto dell'investimento sul petrolio, che, come abbiamo detto, diventa veramente difficile da continuare a sostenere. Il fatto che si dipenda da fonti energetiche che per quasi il 3/4 del nostro fabbisogno arrivano dall'estero, questo c'è appunto... Esattamente, appunto, siamo dipendenti da energie fossili che arrivano dall'estero. Attraverso le energie rinnovabili saremo autonomi. Invece, per quanto riguarda ciò che estraiamo dal nostro mare o dal nostro territorio, è pochissimo. Lei pensi che qualora anche estraessimo tutto l'estraibile, arriveremo ad autosostenerci per 7 settimane rispetto al petrolio e 6 mesi con il gas, nulla. Quindi non c'è futuro rispetto all'autosostentamento energetico attraverso le energie rinnovabili. Invece possiamo avere un enorme futuro in questo senso. Siamo il paese del sole, abbiamo aria, acqua, abbiamo la natura che ci può aiutare. Certo, bisogna investire ancora in ricerca in questo senso, ma lei pensi, e questo pochi lo sanno, che quando sono state incentivate le energie rinnovabili, cosa che non si fa da anni, perché è stato progressivamente in discesa l'investimento sulle rinnovabili, c'è stato un boom diciamo, dell'energia solare. Il 40% dell'energia elettrica in Italia oggi deriva da energia solare. Quindi quando si incentiva il ritorno c'è. Certamente, se non solo si disincentiva, ma si investe in un'altra direzione, non progrediremo mai come i paesi più evoluti in questo senso. Grazie dunque Roberta Radic, grazie per essere stata con noi. Grazie a lei. Buona giornata. Tra poco la seconda parte legata sempre alle ragioni del sì con Luigi Lazzaro, qui a 7 in punto.
Ultima parte della nostra trasmissione, per sentire ancora le ragioni del sì, una seconda voce è quella di Luigi Lazzaro. Buongiorno. Buongiorno. Presidente regionale di Lega Ambiente Veneto, comitato sempre comunque vota sì per fermare le trivelle e una serie di valutazioni che cominciamo appunto dalla questione ambientale, insomma, di questo referendum, la valenza assoluta che può avere. Sì. Intanto ci tengo a dire lo sfondo di questo referendum, o meglio le ragioni per cui votare sì secondo noi è importante rispetto a due temi fondamentali, uno per una questione di giustizia e un altro per una questione di difesa di questo Paese dai cambiamenti climatici e quindi il rispetto degli impegni presi non solo dall'Italia ma insomma con un caso eccezionale nel corso del 2015 a dicembre a Parigi, ricordiamo bene, finalmente c'è un accordo vincolante delle parti e anche l'Italia dovrà rispettarlo. La questione di giustizia, prima di andare a vedere perché, insomma, secondo noi ci sono anche pericoli ambientali con le trivellazioni o comunque con le estrazioni di idrocarburi nei nostri mari, la questione di giustizia è legata proprio al quesito referendario. Un quesito che ci chiede se vogliamo mantenere le concessioni votando no e quindi lasciando che queste concessioni restino fino a esaurimento dei giacimenti a chi le ha attualmente in concessione, oppure ci chiede se, come vogliono le regioni che lo hanno richiesto e i comitati per il sì che si stanno muovendo appunto per chiamare i cittadini a esprimersi, se vogliamo invece che sia ripristinata la norma così come era precedentemente, cioè che le concessioni possono durare tanto quanto era stabilito precedentemente dalla legge che invece entrando in vigore il 1° gennaio 2016 oggi vede dare questo regalo, così noi l'abbiamo definito, ai petrolieri, cioè a chi gestisce le concessioni sui nostri mari. Dal punto di vista ambientale, quindi, cosa succede? Succede che innanzitutto il governo fa il salto carpiato, perché da una parte decide e dice che dentro le 12 miglia non ci saranno più nuove concessioni per estrazione di idrocarburi, ma dall'altra all'interno di queste stesse concessioni, se dovesse vincere il no, sarà invece possibile trivellare ancora. È un caso per le coste della Sicilia, dove è già prevista una piattaforma Vega B che dovrebbe andare appunto in funzione nel caso in cui dovesse vincere il no o non esserci eventualmente il quorum, o è il caso di altre ricerche, quindi non solo di attuali concessioni ma anche di permessi di ricerca che potrebbero, avendo la concessione che dura fino a esaurimento, potrebbero tramutarsi e diventare nuove trivellazioni. Cosa succede con nuove trivellazioni? Bene, nuove trivellazioni, penso che ormai il pubblico sia informato, il rischio di incidente è un rischio che non possiamo escludere a priori, questo come cappello generale, non certo come primario rischio che corriamo. È evidente che siamo in grado di gestire le piattaforme che abbiamo ormai fin dagli anni 70, ci mancherebbe che l'Italia non sia capace di gestire tutte le situazioni, ma purtroppo abbiamo visto come recentemente in Tunisia o come poco tempo fa nel Golfo del Messico, che eventuali incidenti causerebbero veramente un danno ambientale permanente con ripercussioni gravi sull'economia del Paese. E questo, se accadesse all'interno delle 12 miglia, probabilmente potrebbe aggravare le concause, le cause di perdite di economia per le nostre coste, le nostre attività che abbiamo lungo le coste dell'Italia. Ecco, la domanda che tanti elettori, possiamo dire, oltre che cittadini appunto in questo momento, si fanno è quello: ma se al posto di 12 miglia sono 12 miglia e mezzo, cosa può cambiare sostanzialmente? I 12 miglia permettono proprio di dare come un limite preciso o è un limite simbolo? C'è da dire che il tema delle estrazioni in mare è un tema che stiamo prendendo dal punto di vista sbagliato, cioè i dati, che sono i dati ufficiali anche del governo stesso, del Ministero dello Sviluppo Economico, ci raccontano di un settore che è in declino per quanto riguarda le attività estrattive, sono già ridotte nel corso degli ultimi anni, molte dei permessi e delle richieste di perlustrazione vengono anche ritirati dalle stesse aziende, stiamo migliorando dal punto di vista delle energie rinnovabili, più che migliorando siamo un'eccellenza
dal punto di vista mondiale ormai per quanto riguarda le rinnovabili, che invece meriterebbero maggiore attenzione, e poi magari andiamo un po' più nel dettaglio, soprattutto rispetto al gas, che è l'argomento forse più importante per quanto riguarda ad esempio il Mar Adriatico di quanto non lo siano le trivellazioni di petroli. Le 12 miglia sono un decreto che nasce nel 2006, dopo proprio appunto casi di sversamento di incidenti, per evitare questo tipo di problematiche. È riconosciuto dagli studi anche dei nostri organi competenti in Italia, ad esempio l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell'Ambiente, che ci dicono come ad esempio il fenomeno della subsidenza, che tocca molto le regioni dell'Alto Adriatico, è un fenomeno che non solo, ma è anche causato dall'estrazione di idrocarburi oltre che di acqua. Insomma, nel passato è un fenomeno che conosciamo molto molto bene e del quale subiamo le conseguenze e paghiamo le conseguenze, perché diversi milioni di euro vengono investiti ogni anno per ripascimenti o comunque per cercare di gestire un problema che a tutt'oggi subiamo. Ecco, certamente anche un'estrazione petrolifera o comunque di gas provoca all'interno, entro le 12 miglia, quindi nella zona più vicina alla costa, un abbassamento della superficie topografica e evidentemente ripercussioni per il territorio. Per quanto riguarda i rischi di incidente, detto, come dicevo prima, che non sono, speriamo sempre che non accadano, ma che potrebbero sempre verificarsi, sempre il nostro ente di ricerca, l'ISPRA, ci dice che è possibile evidentemente il recupero, lo abbiamo visto, il recupero di idrocarburi, insomma in sospensione forse anche più semplice, forse ci preoccupiamo poco proprio per questo motivo, perché viene circoscritto e recuperato, ma gli studi ci dicono che è il 30% il massimo che possiamo recuperare, il resto finisce nei nostri fondali, finisce nel ciclo di vita dei nostri mari. Allora è importante che ce ne prendiamo cura, che sappiamo che se possiamo evitare, come già il governo aveva deciso, di escludere nuove trivellazioni, è meglio far andare a fine concessione, che avverranno per alcune, quasi tutte intorno al 2027-2029, l'ultima concessione se non sbaglio è il 2037, quindi domani non chiuderemo le piattaforme, non scenderanno gli operai delle piattaforme e non ci troveremo in una situazione, come dire, no, di non sapere cosa farcene e smantellarle. Lo smantellamento, peraltro, che se dovesse invece passare il no e quindi la legge permettere lo sfruttamento fino a esaurimento, non ci garantirebbe da parte di chi ha le concessioni uno smaltimento ripristino dei luoghi, cosa che invece prevede la legge, entro tempi certi, perché non sapremo quando finiranno questi giacimenti e quindi daremo le chiavi dei nostri giacimenti in mano a chi oggi ne può estrarre e godere di tutti i benefici economici. A metà esatta del nostro cammino, della nostra chiacchierata, dite appunto che l'autosufficienza energetica non rende tanto al Paese quanto alle compagnie. Cioè, l'autosufficienza del Paese è utile per l'Italia, certo, ma chi è che guadagna? In questo momento ci guadagnano solo le grandi compagnie, purtroppo. Le royalties sono veramente irrisorie che vengono versate, parliamo del 10% per l'estrazione di petrolio e di 7% estrazioni di gas. Ci sono paesi dove le royalties non esistono più perché esiste una tassazione preventiva che arriva fino a 70-80% per quello che viene estratto dai suoli, ovviamente di un patrimonio che appartiene, no? Di un gas naturali o petroli che appartengono, sono patrimonio dello Stato. È evidente che va superata questa formula. In più in Italia vige anche per i primi quantitativi di gas o di petrolio estratti, che sono 50.000 tonnellate di petrolio e 80.000 metri cubi di gas, e vige l'esenzione delle accise. Quindi sostanzialmente, come stiamo regalando, se guardiamo poi le concessioni nell'Adriatico, di circa 26, se non sbaglio, concessioni, 4 o 5 pagano le royalties per quanto riguarda il petrolio e altrettante, un'altra manciata per quanto riguarda le stazioni di gas. È evidente che quello che guadagniamo è talmente poco. Con una battuta, i 340 milioni di euro li abbiamo bruciati indicendo un referendum con 300 milioni di euro di costi, e quindi ecco, il gioco non vale la candela. Tra le 10 regioni presenti, o meglio, tra quelle mancanti c'è anche il Friuli Venezia Giulia, che è una mancanza pesante. Direi proprio di sì. Io credo che ci sia una questione evidentemente anche di governo e dei partiti che lo compongono, che va analizzata ben fino in fondo. Nella Regione Veneto, ad esempio, i consiglieri regionali si sono schierati tutti apertamente favorevoli a votare sì e quindi a cambiare. Ci mancherebbe altro, direi io, essendo tra le regioni promotrici
di questo referendum, che ha raggiunto obiettivi importanti, l'abbiamo già detto, quindi ha fatto prendere una strada giusta al governo. Ora la strada in cui ci troviamo di fronte è quella di decidere se vogliamo concedere questo privilegio a chi già fa le estrazioni, oppure se vogliamo prevedere il ritorno a una normativa coerente, ci terrei a dire anche rispetto alle norme europee, perché ricordiamocelo, esiste una norma europea recepita sul libero mercato e quindi sulla modalità di affidare poi le concessioni, recepita dall'Italia nel lontano 96, quindi ecco, in tempi non sospetti. È evidente che dovremo rispettare queste normative per non essere costretti, nel caso in cui vincesse il no o non ci fosse il quorum, a dover subire un'ennesima richiesta della Commissione europea di revisione o comunque di multa per un'infrazione ulteriore, come spesso purtroppo ci è capitato in passato. Incentivare l'uso, l'utilizzo, lo sfruttamento delle energie rinnovabili è un tema molto caldo che penso sia comunque sentito al di là delle posizioni del sì e del no. Quando saranno autosostenibili le rinnovabili sostanzialmente? Quando potrà essere che non avranno bisogno di incentivi per poter essere aumentate e avviate? Beh, con una battuta, quando il governo deciderà di non difendere i privilegi anni 50, un governo del petrolio, così come si sta dimostrando, ma incentiverà veramente le energie rinnovabili. Torno al gas, come accennavo prima, che credo sia significativo. Oggi è già possibile immettere nella rete la produzione di biogas, biometano nel caso specifico, che tra l'altro è una produzione che viene anche dagli scarti agricoli, quindi agevolando e dando un lavoro all'agricoltura che nel nostro paese è molto importante. Penso anche alle regioni del Nord Italia, Emilia Romagna e Veneto, che sono tra quelle che lo hanno anche chiesto il referendum. Solo che nella rete purtroppo non è possibile ancora inserirlo, è vietato. Allora evidentemente forse si avrebbero passi avanti in questo senso, perché se andiamo a guardare le quantità di gas che viene da queste piattaforme entro le 12 miglia, parliamo di appunto circa il 3% della copertura dei fabbisogni dell'Italia. Bene, ecco, dalla produzione di biometano oggi e il biogas, oggi abbiamo già un 7% di fabbisogno potenzialmente coperto, aumentabile fino al 13%, questo ci dicono i dati dell'industria che si occupa di questo settore specifico, e quindi non certamente le associazioni o i cittadini che chiedono di votare sì, quindi è una realtà. Spesso si usa dire le rinnovabili sono il futuro. È bene capire che le rinnovabili sono il presente. Siamo già oggi leader mondiali per appunto valore delle rinnovabili all'interno della nostra produzione e consumi. Abbiamo ridotto e stiamo continuando a ridurre l'importazione di combustibili fossili. È evidente che il metano, soprattutto in primo luogo una fonte di transizione importante, la meno inquinante, continueremo ad averla, potremo produrla con forme appunto di energia rinnovabile se vorremmo investire in questo senso. Il petrolio è una fonte di transizione e anche qui bisognerà agire, e torno sul governo, dal punto di vista di azioni serie e concrete che incentivino il modo di cambiamento di modalità, ad esempio, dei trasporti, che in Italia incidono gravemente non solo sui consumi di petrolio e di benzina, insomma, ma anche sui costi dell'inquinamento, oltre che sull'inquinamento stesso che producono, ma anche le ricadute. Quindi è evidente che serve un'azione decisa del governo. Noi crediamo che un segnale forte con questo referendum che dica al governo che ha sbagliato, che non è riuscito a inserire questa norma e che quindi saranno i cittadini, saranno i territori a decidere, votando sì, di non voler più avere a che fare entro le 12 miglia con queste attività, e guardiamo avanti. Il prossimo gradino capiamo di restituire i nostri mari, che qualcuno dice sono un orto, io preferisco dire sono un giardino. L'orto va coltivato, il giardino va vissuto, sono un giardino di tutti, non solo nostro ma anche dei nostri amici transfrontalieri che hanno già rinunciato alle estrazioni e alle coltivazioni. È bene che ci concentriamo su un altro futuro, un altro presente, un altro futuro, che è quello delle rinnovabili. A forma di appello, a altri 30 secondi. Beh, l'appello è andare a votare, perché è fondamentale esprimere un'opinione. Qualcuno ha chiesto e ha depositato un atto, appunto 10 regioni, di poter esprimersi e confrontarsi. È bene rispondere al confronto e recarsi alle urne e votare sì. Perché crediamo che il nostro mare sia destinato a non essere valorizzato solo per l'estrazione di idrocarburi, ma piuttosto che sia il ritorno migliore per un mare libero da trivelle, una costa ricca e vivace e produttiva, e che sia in grado di produrre economie per il Paese slegate dalle produzioni di idrocarburi.
Grazie dunque a Luigi Lazzaro, Presidente Veneto di Legambiente, che con Roberta Radice ha spiegato appunto le ragioni di chi vuole votare sì per fermare le trivelle nel referendum del prossimo 17 aprile. Grazie ancora e buona giornata. E buona giornata altrettanto a voi. 7 in punto torna come di consueto domattina alle 7 qui su Telepadova 7 Gold. Arrivederci.